Nel frattempo noi stavamo chiacchierando con il professore, perché sono cose sempre estremamente interessanti, perlomeno per me sono molto interessanti, professore, perché abbiamo detto perché non si cronicizzi, bisogna a un certo punto intervenire, bisogna seguire un percorso, il percorso può essere tipo psicologico, fase A, sperando sempre di trovare dei bravi professionisti, perché poi anche lì si possono cambiare i professionisti, non tutti necessariamente al primo colpo sono soddisfacenti per il carattere della persona. Poi a volte potrebbe essere importante rivolgersi passaggio successivo, se si instaura una patologia, come lei diceva, quindi scientificamente misurabile, a uno psichiatra, e ci sono anche poi altre figure. Perché in Italia soprattutto il passaggio allo psicologo primo gradino, ormai forse adesso non più insormontabile, ci siamo approcciati anche col Covid, grazie al Covid, gradino successivo psichiatra, tra virgolette la morte nera. Perché questo? Che problemi ci sono? Che cosa spaventa, secondo la sua esperienza, che poi lei ha insegnato tantissimi anni in Australia, all'estero, ma anche in Italia, quindi conosce queste ritrosie e queste paure? Beh, lei ha detto ho insegnato all'estero per molti anni, sì è vero, l'estero è un pochino più avanti quello che io ho praticato di noi, quindi non c'è questo timore dello psichiatra che c'è qui né negli Stati Uniti né in Australia. Beh, insomma, forse negli Stati Uniti anche il ricorso allo psicanalista, allo psichiatra è stato molto glamorizzato da Woody Allen e dai suoi film, eccetera, eccetera, però la diffusione della psicanalisi in quel paese e delle teorie psichiatriche di quel paese, gli avanzamenti, la ricerca, insomma, sono ancora trainanti al mondo e quindi la psichiatria passa attraverso di loro. Perché qui non ce la facciamo o annaspiamo ancora riguardo questo? Io credo per una complessità non ci sono spiegazioni univoche né tantomeno unitarie. Credo che ci sia la tradizionale paura del matto che accompagna una cultura manicomiale che si è radicata nella cultura popolare da molto tempo, quindi lo psichiatra era il medico dei pazzi, non è il medico che cura l'ansietà o l'attacco di panico, quindi è il medico che nell'immaginario collettivo è ancora a curare quello che ha lo scolapasta in testa, insomma. Quindi questo è qualche cosa che frena. Poi la psichiatria italiana ad un certo punto è diventata una psichiatria sociale, segnando un grande cambiamento nella cultura, però segnando un po' il passo rispetto ad altre culture, anglosassoni in particolare, in cui si insinuava un po' alla volta l'avanzamento delle terapie farmacologiche in un modo molto più mirato. Questo non è stato parallellato con la stessa velocità nel nostro paese e è anche andato a contrastare pesantemente con tutti i movimenti naturistici, insomma da Celestino in poi, che hanno portato a un eccesso di bio, insomma tutto quello che è bio è buono, compreso le biotruffe, ma tutto quello che è... Queste mi mancavano, le biotruffe. Insomma sì, perché poi segnali che una cosa è bio non lo è certamente, ma se vuoi vendere ed entrare nel mercato, quindi crei tutto uno spazio per questi trattamenti naturali che nessuno va a controllare, quindi manca il controllo rigoroso che c'è nella vendita dei farmaci, insomma se tu prendi della melissa o non lo so, un altro preparato, insomma, nessuno va a controllare il contenuto di melissa e se questo risponde ai trattamenti, dimenticando che prima che un farmaco entri nel mercato deve superare molti vagli, tra cui il più importante è un vantaggio cospicuo rispetto al placebo in studi controllati. Quindi
andiamo a prendere una sostanza che non in tutte le persone, ma nella maggior parte delle persone hanno sortito effetti vantaggiosi. Quindi questa è la storia di un farmaco come viene commercializzato, però farmaco da prontuario. Certo. Diverso è l'integratore, anche quello non viene controllato, anche lì siamo nel libero mercato, no? Poi devo dire che forse il mondo dei farmaci è stato demonizzato moltissimo, ne hanno approfittato altre entità e insomma non sono mercati fatti da filantropi, Certo. sono mercati fatti da persone che vogliono trarre il massimo vantaggio. Infatti, ma non può essere che anche ci sia un certo timore che, della dipendenza da questi farmaci non di carattere biologico o che altro sia, ma il farmaco proprio che viene prescritto da uno psichiatra, agendo sulla mente, di conseguenza poi anche sul fisico, possa creare una sorta di dipendenza e quindi la persona non sia più libera completamente, perché tanti hanno questo timore, quindi che va pesantemente smentito. Esatto, però sa che esiste questa cosa, cioè che partendo da una cosa, oggettivamente parto da un lutto che non viene elaborato perché la persona non riesce da sola, eccetera, degenera, passano 3 anni, la persona è in una fase di depressione molto molto acuta con tutto quello che ne consegue, eccetera, si rivolge al psicologo, passa allo psichiatra perché la questione ha assunto dei connotati inimmaginabili, poi magari c'erano gli elementi che potevano essere sintomatici prima del lutto, probabilmente c'è delle problematiche, vengono curati con i farmaci e poi entra in un vortice da cui teme di non poter più uscire. Questo forse è un qualcosa che spaventa? Può spaventare, ma la beata ignoranza però. Infatti voglio che lei ci spieghi. Ecco, cioè se lei mi consente di essere un pochino più specifico, sì. In psichiatria non esistono molte classi di farmaci, esistono gli antipsicotici, i neurolettici che si usano per la psicosi, quindi per i deliri e le allucinazioni, il pensiero disorganizzato, queste cose qui, che non danno dipendenza. Esistono gli antidepressivi che cercano di migliorare, di riportare l'umore dove era prima, non danno di più, non sono stupefacenti, quindi non è che uno prende un antidepressivo e si sente trullallà, quindi uno prende un antidepressivo e benché gli vada ritorna all'umore che aveva perso e non danno dipendenza. Esistono gli stabilizzanti dell'umore come un farmaco fantastico che non è neanche un farmaco prodotto di sintesi, che è il litio, che ha cambiato la vita e cambia la vita di milioni di persone al mondo. Tuttora? Assolutamente sì, assolutamente demonizzato, perché voglio fare voglio dire qualcosa di troppo, il litio non costa niente. E quindi non c'è un grande vantaggio di investire su questa sostanza. Poi ci sono gli ansiolitici. Il litio non dà dipendenza e tantomeno l'acido valproico, la lamotrigina, la carbamazepina, che sono altri farmaci utilizzati come stabilizzanti dell'umore. Poi ci sono le benzodiazepine. Grandissimi farmaci comunissimi, utilizzati da milioni di italiani. Questi farmaci possono dare dipendenza. Benissimo, una dipendenza che anche qua non andrebbe drammatizzata però, perché sono farmaci che se lei fosse agitata e dovessi io portarla in fretta al pronto soccorso, le darebbero una benzodiazepina per tranquillizzarla. Quindi insomma non sono dei carcerieri o dei killer in pronto soccorso, sanno quello che va fatto in una crisi acuta d'ansia. Poi ci sono le molecole Z o le farmaci come lo Zolpidem, lo Stilnox, insomma questi farmaci che sono simili alle benzodiazepine, che si chiamano farmaci Z, Zopiclone, Zolpidem. Sì, anche questi possono dare una lieve forma di dipendenza, ma insomma tutte cose che non vanno demonizzate. Allora, gli unici farmaci che sto citando che possono dare dipendenza sono le benzodiazepine, i più diffusi.
è vero, ci sono pazienti che abusano di questi farmaci, che non ne possono fare a meno, che fanno quello che si chiama doctor shopping, vanno da un medico poi dall'altro per farsi prescrivere, non lo so, il Prazolam o il Minias, insomma, di turno, con i quali campare, insomma, così immaginano, e possono maturare gravi forme di dipendenza, però sono un'esigua minoranza queste persone, fortunatamente. E poi quando si prescrivono questi farmaci va detto loro che sono farmaci da utilizzare per un breve periodo, poi se le persone sono intelligenti ne fanno un uso sagace di questi farmaci, quindi sanno come utilizzarli, quando utilizzarli, però parliamo di sostanze contro cui si è speso veramente di tutto per impedirne la diffusione. Motivi commerciali sono sempre alle spalle, si è detto che facevano venire la demenza, che facevano tutti diventare rimbecilliti, insomma, per carità, certamente rendono più proni agli incidenti, ad inciampare, a una guida che può diventare pericolosa per la sonnolenza e l'alterazione dell'attenzione, però dipende dalle dosi, da come una persona viene curata, dalla possibile commistione con l'alcol, che è sempre una compagnia da evitare, insomma dipende da tutte queste cose. Però se guardiamo alla psichiatria di inizio Novecento, quando o si finiva in manicomio sì, e certo, ci si rimaneva, o si era molto ricchi e non lo so, si andavano a fare le cure a Bad Gastein, dove il massimo delle cure era una doccia orizzontale, un bagno caldo, un bagno freddo, una minestrina con l'infermiera austriaca che ti faceva passeggiare la sera e forse qualche goccia di cloralio se proprio non dormivi. Insomma, la psichiatria è progredita in un modo spaventoso. Ecco, forse c'è un problema, così dico sentendo anche molte persone, di comunicazione. Come sempre, io vedo che ormai diventa un problema trasversale, cioè quello che lei ha spiegato adesso con una grande tranquillità e naturale distacco professionale, molte volte non viene illustrato e spiegato alle persone che possono essere coinvolte in certi percorsi. Nel modo opportuno, dico, perché poi quando si è coinvolti in certi percorsi non si ha neanche la lucidità di mente di comprendere quello che il medico davanti sta illustrando, dovrebbe esserci un mediatore, un mediatore culturale in senso lato veramente, lo psicologo dello psicologo, lo psicologo dello psichiatra che riesca ad entrare in contatto con la persona, perché allora uno comprenderebbe la valenza di certi percorsi, l'utilità e la non pericolosità, o la pericolosità se si supera una certa linea di demarcazione che può diventare estremamente importante. Per cui queste due parole che lei ha fatto sono estremamente chiare, esaustive, dopo vabbè, possono aprire un ventaglio per chi ha esperienza di altre domande e perplessità, ma noi siamo qua per darvi lo spunto per fare delle riflessioni e porre anche altre domande. Ecco, detto questo, non volevo allontanarmi dal tema dei lutti, perché abbiamo parlato di lutti abbiamo parlato per morte accidentale, eccetera, ma anche l'altra questione è legata al suicidio, che lei ha seguito anche molto bene, e che purtroppo è un fenomeno molto esteso, riguarda anche tanti giovani, di cui l'adulto, che non è coinvolto, il familiare, non riesce a darsi una spiegazione e molte volte si colpevolizza. Lei ha detto, a volte ci possono essere degli elementi sintomatici, potrebbe comprendere che la persona è, ma cos'è da parte dei genitori? C'è tanta disattenzione, c'è distacco, non partecipazione alla vita del più giovane che si sente isolato, o è la società che adesso si presenta davanti molto meno fisica e più elettronica, che non consente di avere relazioni vere e che porta a un senso di solitudine profonda? Perché tutti questi giovani fanno questa scelta? O è una patologia? Lei dice no, questa è una patologia perché a livello biochimico succede questo. Il suicidio non è una patologia, quindi, e non ci sono malattie psichiatriche che diano il suicidio. Ci sono idee suicidarie, per esempio nella depressione maggiore, ma non c'è il suicidio causato da una malattia, quindi siamo noi, membri della comunità, che poi stigmatizziamo le persone, togliamo loro la possibilità di lavorare, di relazionare, di essere credibili, allora ammazziamo noi le persone, le emarginiamo, altrimenti non è che una malattia mentale
provoca il suicidio, insomma. Allora, i giovani di oggi sono una generazione molto particolare, molto diversa, sono figli di genitori molto diversi, sono figli che hanno avuto genitori che qualche cosa hanno sbagliato. Insomma, tutto questo gran parlare di genitori e amici è stato probabilmente un errore molto grave, soprattutto pensando che poi si dovessero educare i figli quando cominciavano a capire qualche cosa. No, guardi, la tolleranza alla frustrazione si crea molto presto nella vita di un individuo. I primi 3 anni di vita sono cruciali per la formazione del carattere, quindi se io aspetto i 12, 14, 15 anni perché comincio a relazionarmi su temi comprensibili, la frittata è già fatta da tempo. Lo smartphone, internet ha rivoluzionato tutto, continuerà a rivoluzionare, chissà cosa ci riserverà l'intelligenza artificiale applicata in un modo sempre più importante. Le famiglie sono andate a lavorare tutte, quindi la presenza a casa delle famiglie si è ridotta agli spazi tolti all'orario di lavoro che i giovani hanno pensato poi di riempire con l'utilizzo degli smartphone e di computer. Quindi lo spazio per veramente un'interazione, un dialogo, una presenza, per sentirsi seguiti. E crescere anche quindi emotivamente. E non un impegno da parte dei genitori, ma questo ha creato tutta una serie di solitudini, di sensazioni di distacco, di incapacità di vedere un proprio futuro, una ricerca dell'omologazione come difesa, cioè sentirsi parte degli altri perché sono uguale agli altri, quindi se sono tutti così sono così anch'io e quindi va bene, sono un giovane come sono giovani gli altri. Però tutto questo sta creando una serie di difficoltà psichiche generazionali importanti che abbiamo osservato in un modo pesante dopo alcuni mesi di lockdown che hanno portato a rivampare i tentativi di suicidio, le autolesioni dei giovani molto frequentemente, e anche a dar luogo a un'ondata di ricoveri e di esigenze di reparti di neuropsichiatria infantile che non ha avuto precedenti nella storia. Quindi tutto questo si è verificato di recente. Cosa ci riserverà il futuro è difficile dire. Certo, la solitudine dei giovani è una solitudine diversa da quella molto grave anch'essa degli anziani ed è una vera pandemia sociale. Quindi abbiamo ancora strumenti e attenzione molto iniziale verso questi fenomeni. L'Associazione Italiana di Psicogeriatria ha preso posizione ancora diversi anni fa sulla solitudine, abbiamo una giornata nazionale di lotta alla solitudine, però la solitudine non riguarda solo gli anziani, riguarda anche questi giovani che poi si ritroveranno senza amici fisici, si troveranno con dei follower, ma quanti di questi follower poi rappresenteranno una qualche corporeità, quindi una qualche... cose fittizie, sì, ed effimere. E quindi è un problema che spinge le persone a, non so, ad individualizzarsi sempre di più da un lato, a sentirsi sempre meno parte di una comunità che poi non capiscono, non conoscono, e forse purtroppo anche i richiami religiosi sono molto inferiori rispetto al passato. Quindi lo schema valoriale diventa meno preponderante. I ragazzi della mia generazione hanno speso tanta vita in parrocchia, negli oratori, eccetera, ma queste cose sono ridotte al lumicino oggi, quindi ci vogliono famiglie molto
importanti. Ci vogliono forse anche adulti di riferimento. Per spingerli, sì. Quando lei diceva rapporti amicali, amicali non in senso positivo, ma manca l'adulto di riferimento, quindi l'autorevolezza, a volte anche l'autorità dell'adulto, e qui si allaccia tutto un altro tema che è sempre molto importante, che è quello del fenomeno del bullismo, dove il giovane devia e riconosce in un coetaneo, quasi coetaneo, un leader carismatico che opera nel male invece che nel bene, quindi mostra la propria autorità nei confronti di altri giovani più deboli, e quindi qui si apre tutto un altro versante, sempre sotto il profilo educativo, quindi che può avere delle degenerazioni. Magari in una prossima puntata la dedicheremo alle solitudini, sarebbe anche interessante questo. E io volevo parlare, che non abbiamo più il tempo perché la regia mi dà segnali di pubblicità e non possiamo, la trasmissione, questo capitolo con lei si chiude, del lutto traumatico, perché tra l'altro c'è questo libro, è Diego De Leo, scritto da lei, Lutto traumatico, con la collaborazione di Cristina Nile, Stefania Donna, Giulia Marinato, Laura Tessara, Andrea Vicelli Giannotti, Josephine Zammarelli, edito da Ogrefe. Eccolo qua, dalla regia, bravissimi, l'hanno fatto anche vedere, grazie. 100 domande, secondo me meriterebbe un approfondimento. Allora ci riproponiamo di rivederci, una volta parleremo delle solitudini e una volta invece proprio illustreremo ai nostri telespettatori il lutto traumatico, come può essere superato, anche come viene vissuto totalmente, perché le cose vanno anche vissute totalmente, e poi come possono essere superate. Che ne dice, professore? D'accordo, grazie. Ci dedicherà del tempo. Allora, grazie di essere stato qui con noi, cari telespettatori. Io però vi lascio solo la pubblicità, perché poi dovete restare fermi là, incollati, la trasmissione continua. A dopo.